Pronti? 1, 2, 3. Segnale valido. In partenza, tentativo di Boreagal di assumere l'iniziativa, all'esterno veloce anche Bimbo di 1000. Numero 7, comandante V, Cannaiola squalificato. Jet, la squalifica intanto per comandante V. E attacca Cannaiola Jet, dopo 200 metri si avvantaggia e scende in corda per guidare nei confronti dello stesso Boreagal. Terza posizione per Charlize Run Moon, che è rientrata a sua volta a Benvenuta DL, e a Bimbo di 1000 che si è adeguato in quinta posizione. Più indietro Camelot R cerca di riportare sotto i penalizzati con Balsamo Leone, che precede il resto dei concorrenti, con Champs dei Greppi favorito in coda. 600 che se ne vanno in 46,3, misura abbastanza sollecita considerata la partenza da fermo. Sempre Cannaiola Jet a fare l'andatura nei confronti di Boreagal e Charlize Run Moon. Completamento degli 800 in 1,1,6. In vantaggio si mantiene Cannaiola Jet avanti a Boreagal e Charlize Run Moon. Quarta posizione in corda per Benvenuta DL, poi Bimbo di 1000, mentre dalla coda Champs dei Greppi muove quando siamo all'altezza del chilometro. 1,17,6 per i primi 1000 metri. Champs dei Greppi si impegna all'esterno e ancora una ventina di metri lontano dalla testa. Ora però si avvicina a grandi falcate, ci pensa un attimo di anticipare Charlize Run Moon, poi invece torna sotto. C'è un parziale ora in 15,5 davanti alle tribune e siamo a poco più di 600 dalla conclusione. In vantaggio sempre Cannaiola Jet, Champs dei Greppi. Numero 6, Camelot R, squalificato. Arriva al suo esterno e attacca con decisione a 500 dal palo, in grado di passare Champs dei Greppi, e seguito ora da Charlize Run Moon. 400 alla conclusione con in vantaggio Champs dei Greppi, Charlize in schiena. Gli altri che seguono con Cannaiola Jet che invece cede. Prova a spostare Charlize Run Moon quando siamo al completamento della piegata, si affaccia su Champs dei Greppi, retta d'arrivo. Champs dei Greppi entra in testa ma insiste Charlize Run Moon al suo attacco, e ai 100 finali passa in vantaggio Charlize Run Moon, che nel finale conclude facile vincitrice per il secondo. Champs dei Greppi replica fin sul traguardo ai tentativi di Corinne ZS. 1,17,7 il ragguaglio conclusivo, con 38 per la chiusa finale. Bel primo piano per Charlize Run Moon, che ritorna così alla vittoria. Vediamo le fasi conclusive, con Mioli che passa bene nei confronti di Champs dei Greppi. La vittoria dunque per Charlize Run Moon, il training di Lorenzo Baldi della scuderia Constable.